Direi lo farebbe giocare. No. Purtroppo perché io tengo per il Padova e mi fa piacere che vinca, però ci sono dei valori e dei momenti nella storia personale e sociale in cui, bisogna fare delle scelte che, ti fanno sanguinare, in questo caso non è così, comunque fanno patire, ma non devono, fermarsi al coro di tifoserie o a valutazioni di tipo moralistico, ma constatazioni di una società che sta degradandosi, che ha dei simboli importanti che devono essere positivi e non controproducenti. Scuote le coscienze il caso di Michael Liguori, il bomber del calcio Padova, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una quattordicenne. Don Giovanni Brusegan, tifoso biancoscudato, è chiaro. I calciatori, come i preti, incarnano dei valori e per questo hanno una responsabilità sociale. Credo che i calciatori, come i cantanti, come altre persone, anche noi preti, che rivestono dei ruoli e sono simboli per una società relativamente in disgregazione, sono dei simboli che devono assumersi la responsabilità di realizzare il significato che rappresentano, che realizzano. Una responsabilità sociale che ricade anche sulla società calcistica. Io ritengo che qui sia il giocatore come persona un discorso. Quello che ha fatto in sé, che è più che negativo, è come dire simbolico di un erotismo, di una violenza, di un'arroganza che sta continuando ad emergere nella nostra società, che si presenta ancora maschilista e forse neopatriarcale. La squadra probabilmente ha pensato di avere uno sguardo di benevolenza rispetto al ragazzo, di interesse rispetto al profitto calcistico, ma credo che bisogna prendere delle posizioni radicali. Di per sé il fatto è condannabile, è gravemente stigmatizzante e quindi anche chi lo ha compiuto dovrà sottomettersi non solo al giudizio della giustizia sociale, ma anche quella dell'antropologia simbolica che rappresenta.